Dottor Antonello Cirnelli, la sua è un'attività particolare. Da quanti anni svolge la professione del medico legale e quando le è nata questa passione? Allora, svolgo l'attività di medico legale da quando praticamente mi sono specializzato, quindi ormai sono 23 anni che svolgo questa attività. Attività che è stata scelta l'ultimo anno di medicina, l'ultimo anno del corso di laurea, allorquando mi resi conto, innanzitutto da un esame di coscienza, che non ero il medico dell'urgenza, che non ero il medico dell'emergenza. Per essere più chiari, non ero il medico di AR, quello del pronto soccorso, che salta sui malati, che salva le vite. E vedevo, nonostante un curriculum che comunque certamente mi lasciava contento di tutto il percorso svolto fino a quel momento, che c'era una parte della medicina in cui la riflessione, l'enigma, il punto interrogativo, la capacità di dover dialogare, di confrontarsi con multiple branche, non solo mediche, per arrivare, quando si può, ad una soluzione, iniziava ad affascinarmi. E l'ultimo anno fu l'anno del corso in medicina legale, e lì capii che ero giunto a comprendere finalmente la risposta alla domanda: che cosa farò da grande? Che cosa farò da grande, nel senso che il medico lo avevo scelto già qualche anno prima, ma scegliere la medicina legale ti ci devi trovare, secondo me, in quell'ambito, iniziare a studiarla per rendersi conto di quanto particolare sotto vari profili è questa materia. Se si riesce a risolvere un atto criminale, molto spesso lo si deve all'esame autoptico. Sente mai questa pressione quando sta lavorando? La pressione no, non è un termine corretto, nel senso che sento molto la responsabilità. C'è un momento in cui, quando tu vieni investito del ruolo di ausiliario della magistratura in una situazione delittuosa, quando ovviamente devi interfacciarti anche con il personale della polizia scientifica, in cui tu devi dare delle risposte nell'immediato, perché ovviamente da quelle risposte discendono delle azioni conseguenti, e in quel momento tu, come medico legale, hai il peso di dover costruire una scena dai pochi, molte volte, dettagli che hai a disposizione per poter già dare una prima risposta da cui poi partiranno conseguenzialmente tutti i successivi accertamenti. Ecco, quella situazione in cui tu hai come, tra virgolette, un film che devi riprodurre perché hai un corpo a terra morto da più o meno tempo, al quale devi subito formulare delle risposte. Ecco, quella fase in cui le immagini ti scorrono davanti agli occhi è una fase in cui senti la delicatezza e la responsabilità di quello che stai ovviamente per pronunciare, e lì senti la responsabilità della professione. Prendiamo uno studente di medicina come poteva essere lei qualche anno fa. Quali sono le caratteristiche che in un medico legale dovrebbero essere spiccate fin da giovane? La prima è quella che afferisce un po' a tutte le materie scientifiche e che il medico non deve mai dimenticarsi. E la prima riguarda una domanda molto semplice: perché? Un medico non si deve mai ritenere appagato delle risposte, ma deve vivere di domande, deve vivere di quesiti, deve cercare di volta in volta di dare risposta a questi quesiti con un metodo ragionato, con un metodo cartesiano, che quindi porti alla risposta partendo da determinati dettagli che molte volte sono sfumati, e molte volte anche quelli più piccoli, più apparentemente insignificanti, si rilevano di estrema importanza. Quindi il primo consiglio è quello di non smettere mai di farsi domande. E il secondo consiglio che io darei a uno studente di medicina che vuole intraprendere questa strada è allenarsi nella capacità di dialogo, anche tra persone che non hanno degli studi che derivano ovviamente dalle stesse fonti, che non necessariamente sono medici, ed imparare quindi a parlare un linguaggio semplice e come tale fruibile. Ecco, quali sono i tipi di situazioni più difficili da decifrare? Le situazioni sono sempre complesse, perché quando viene chiamato il medico legale, in modo particolare per quelli che hanno scelto nell'ambito della medicina legale di lavorare in ambito penalistico, le situazioni sono sempre complesse. Questo è il primo punto da tenere in considerazione. La difficoltà è tener lontani da sé, per quanto possibile, quelli che sono, diciamo così, i sentimenti umani. In quel momento tu sei un tecnico e devi essere, per quanto possibile, impermeabile da qualsiasi tipo di partecipazione emotiva.
per cui molte volte dove si ha difficoltà maggiore sono le situazioni che riguardano i bambini, situazioni in cui ovviamente istintivamente si è portati ad avere ovviamente un coinvolgimento maggiore. C'è una tecnica particolare per riuscire ad affrontare queste situazioni, per estraniarsi da delle emozioni che si possono vivere in quel momento? Ma non credo che ci sia una tecnica, diciamo così che c'è innanzitutto un vaglio di quelle che sono le caratteristiche personali del soggetto e secondo anche il bagaglio dell'esperienza, il bagaglio culturale ovviamente è un motorino di avviamento alla professione che deve essere sempre considerato giorno dopo giorno, anche dopo decenni di attività, fermo restando che ogni caso è un caso singolo, è un caso che insegna qualcosa sempre a qualcuno. Nella sua lunga carriera qual è il caso che l'ha maggiormente colpita? Allora, uno dei tanti casi che ricordo in modo particolare nel 2006 ad esempio fu l'omicidio di Jennifer Zacconi, che seguì personalmente. È un omicidio nel quale ovviamente si pensava a tutt'altro inizialmente e dovemmo poi andare sulla scena a tirar fuori materialmente con la pala e dal terreno il corpo di una giovanissima donna incinta al 9 mese di gravidanza, che era stata violentemente uccisa e di conseguenza in quel contesto era stato ucciso anche un bambino. Ecco, quella fu una delle situazioni che ricordo molto nella mia professione.